Dino Alongi ha presentato ieri alla stampa la sua candidatura ufficiale a primo cittadino di Agrigento in modo informale e senza sui big di partito. Alongi ha voluto incontrare la gente in un locale sul mare di San Leone. All'evento erano presenti anche tanti candidati al Consiglio Comunale della coalizione che lo sosterranno, che hanno così sfruttato l'occasione per farsi conoscere di più. Tra i punti salienti della conferenza stampa, Alongi ha dichiarato: quello che deve sembrare straordinario per Agrigento deve diventare ordinario, le strade, i giardini, la pulizia delle spiagge, il lungomare di San Leone, il potenziamento del porticciolo. Dobbiamo fare un patto con la città e non c'è niente di impossibile. Tra le cose importanti il recupero dei fondi europei, bisogna rivolgersi a un professionista che sarà pagato al momento in cui arriveranno i finanziamenti. Tra gli altri obiettivi anche quello del recupero del centro storico e dei quartieri della periferia, ribadendo ancora una volta la normalità che tutti vogliamo. È un momento speciale, particolarmente emozionante, oggi è una bella giornata, mi ritrovo qua insieme a tanti amici, è veramente un orgoglio, un piacere e un onore assumere questo impegno per la città di Agrigento. Agrigento siamo tutti noi, io sarò uno dei tanti, faremo squadra insieme e porteremo avanti i progetti per far risorgere questa città. Questo centrodestra spaccato non la preoccupa? Non mi preoccupa assolutamente, sono frizioni che in politica accadono, c'è sempre tempo per ricomporre, alla fine l'idea globale ci accomuna e quindi si troverà il modo poi per andare, partire e fare squadra tutti insieme. La priorità per Agrigento, prima? La priorità per Agrigento è il mio mantra, è il mio motto. La normalità, dobbiamo far diventare ad Agrigento ciò che sembra straordinario ordinario, quindi impattare immediatamente sulla viabilità, la condizione delle strade, la pulizia, la sicurezza e tante altre cose da fare.